Posso andare io? Allora, Presidente Zaia, prima di arrivare qui lei ci ha detto che ha fatto un giro per la fiera. Che cosa le hanno detto le persone, che cosa le hanno detto gli imprenditori? Guardi, la fiera sono incontri, strette di mano e soprattutto anche scambio di opinioni. C'è voglia di fare, c'è voglia di crescere, di continuare, ma c'è anche grande preoccupazione. Cioè l'incertezza è quella che più frena gli imprenditori. Gli imprenditori hanno voglia di costruire, vedo anche tanti nuovi progetti in fiera e direi che questo è il significato che dobbiamo dare a questa fiera, che guarda il futuro con positività. Presidente, durante il suo intervento lei ha parlato anche di Europa. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Dall'Europa sul fronte agricolo ci aspettiamo solo disastri, visto considerato cosa stanno scrivendo, cosa stanno progettando per l'agricoltura. Noi abbiamo un'agricoltura di qualità, della biodiversità, del prodotto tipico, del no agli OGM e l'Europa va in tutt'altra direzione. L'Europa è in mano alle lobby, in mano a chi pensa che sia da consegnare l'agricoltura ai laboratori di ricerca delle multinazionali e non lasciarla agli agricoltori. Cosa ci dobbiamo aspettare per questo 2013? Quali sono le sfide che ci aspettano e che aspettano in particolare gli imprenditori agricoli, secondo lei? Noi abbiamo diverse sfide, a parte il tema della PAC, della politica agricola comunitaria, che è un tema importante. Diciamo che la difesa del prodotto tipico deve andare nella direzione della difesa della tipicità fino in fondo e valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori. Abbiamo fatto un esempio con il Prosecco e quello che è accaduto, ma ci sono altri prodotti sui quali dobbiamo lavorare. Grazie, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto.